Dall'inizio della pandemia 103 le vittime in Calabria, 68 i casi registrati nelle ultime 24 ore nella regione, impennata dei contagi nel Regino, nella città dello Stretto, riattivato il padiglione Covid del GOM. E Francesco Alvaro, presunto esponente dell'omonima cosca di Sinopoli, l'ultima vittima del Covid. Aveva 81 anni, era positivo al coronavirus, ma era affetto da altre patologie. Disposti funerali privati. Sindaci della Locride in piazza per la sanità chiedono soluzioni agli atavici problemi dell'ospedale calabrese. Chiediamo giustizia per i morti e per i vivi. Il commissario lascia, siamo al punto del non ritorno, dice. Riferirò al ministro Speranza qual è la situazione. E mistero sul cadavere in avanzato stato di decomposizione rinvenuto nelle campagne di Rogiano Gravina. A fare la macabra scoperta, un taglialegna, indagano i carabinieri. Buonasera dalla redazione del TG10. Anche in questa edizione la pagina del Covid-19 in primo piano. In Italia situazione sempre più allarmante con 5.724 casi in più rispetto ai 5.372 casi in più registrati nelle 24 ore precedenti. 250 i ricoveri in più, l'unico dato positivo, fra virgolette, è il +3 soltanto in terapia intensiva. In Calabria invece i nuovi casi sono 68, ancora un balzo in avanti. Vediamo il bollettino regionale. In Calabria, ad oggi, sono stati sottoposti a test 218.830 soggetti, per un totale di 220.936 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 2.256, più 68 rispetto a ieri. Quelle negative, 216.574. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. A Catanzaro i casi attivi sono 83, 17 in reparto, 1 in terapia intensiva, 65 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 278, 245 guariti e 33 deceduti. A Cosenza i casi attivi sono 142, 10 in reparto, 132 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 552, 516 guariti e 36 deceduti. A Reggio Calabria i casi attivi sono 248, 12 in reparto, 236 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 373, 352 guariti e 21 deceduti. A Crotone i casi attivi sono 7 in isolamento domiciliare. I casi chiusi 146, 140 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia i casi attivi sono 29, 2 in reparto e 27 in isolamento domiciliare. I casi chiusi 99, 93 guariti e 6 deceduti. Da altre regioni o stato estero i casi attivi sono 187, tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi 112, 111 guariti e 1 deceduto. È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 17, di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'azienda ospedaliera di Cosenza sono 10, di questi 3 sono non residenti. La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione. I ricoveri dell'azienda ospedaliera di Reggio Calabria sono 12. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture, provincia che nel tempo sono stati dimessi. In casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 8, di cui 4 riconducibili a focolai noti, 3 casi da rientro e 1 con indagine epidemiologica in corso. A Catanzaro 5, a Crotone 1, a Vibo Valentia 0, a Reggio Calabria 54, di cui 15 dimoranti presso il campo container della zona industriale di Rosarno. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.186. Nel conteggio non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. A proposito di casi da rientro, un nuovo contagio viene attribuito a Cassano allo Ionio, riguarda una ragazza rientrata da Tirana in Albania, lo annuncia il sindaco Papasso sulla propria pagina Facebook. Gli organi sanitari, ha scritto Papasso, mi hanno comunicato che una nostra concittadina rientrata da Tirana sottoposta a tampone è risultata positiva, è stata già disposta la quarantena sanitaria obbligatoria. Papasso ha concluso il post lanciando un appello a tutti i suoi concittadini a mantenere la calma e soprattutto a rispettare le regole. E c'è un'altra notizia che riguarda i contagi in
in Calabria, ordinanza di chiusura per 2 giorni dell'Istituto Erodoto di Turi di Cassano allo Ionio per emergenza Covid a causa della positività di un insegnante della stessa scuola. È sempre il sindaco Papasso che ha emesso questa ordinanza, una ordinanza in via precauzionale e cautelativa, e poi spiega naturalmente come mai si è arrivati a questa decisione in attesa delle verifiche del caso, del completamento del processo di tracciamento dei contatti dei positivi. Ha ritenuto opportuno in via precauzionale appunto l'interruzione di ogni attività scolastica e l'obbligo per la provincia di Cosenza e per la scuola di procedere alla sanificazione dei locali prima del rientro degli operatori degli studenti, quindi situazione che, come descrivevamo nei giorni scorsi, è un po' a macchia di leopardo. Dall'inizio della pandemia in Calabria sono 103 le vittime. C'è stata questa impennata, confermata anche dai dati di oggi nel Reggino, nella città dello Stretto, è stato riattivato il padiglione Covid del GOM. Vediamo. Il coronavirus torna a far paura, l'impennata dei contagi in Calabria preoccupa, l'indice RT, ossia il campanello d'allarme del contagio, è superiore a 1 anche in Calabria. Il lavoro delle task force è costante. Ad Amantea si alleggerisce la situazione dei CAS dopo il trasferimento dei migranti positivi al Covid sulla nave azzurra in rada nel porto di Augusta. Negli ultimi 30 giorni tuttavia in Calabria sono stati registrati 5 decessi, 3 nel Cosentino, gli altri 2 a Reggio Calabria, e così sale a 103 il numero complessivo dei morti dall'inizio della pandemia. Situazione preoccupante soprattutto nel Reggino, dove si registra un aumento dei casi dovuti anche al focolaio di Sinopoli, dichiarato zona rossa. E proprio per questo il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, identificato dal presidente della giunta regionale come ospedale Covid, in considerazione proprio dell'attuale situazione epidemiologica che ha determinato un aumento dei casi di infezione da SARS-CoV-2, rende noto che è stato riattivato con personale dedicato il padiglione Covid ubicato nella torre del presidio ospedaliero dei Riuniti. Ed è Francesco Alvaro, presunto esponente dell'omonima cosca di Sinopoli, l'ultima vittima del Covid. Aveva 81 anni, era positivo al Covid, ma era affetto anche da altre patologie. Sono stati disposti funerali privati. L'81enne è deceduto al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria per Covid-SARS-2, indicato giustamente senza riferimenti anagrafici nel quotidiano bollettino emesso dall'azienda. Era Francesco Alvaro, ritenuto da magistratura e forze dell'ordine elemento di vertice dell'omonima cosca di Sinopoli. L'uomo era affetto da altre patologie ed era stato il primo ricoverato dei contagiati di Sinopoli, il paese aspromontano dove si era creato un pericoloso focolaio, tanto che si era arrivati alla dichiarazione di zona rossa. Ma tornando a Francesco Alvaro, dopo la dichiarazione di decesso è intervenuta la questura di Reggio che ha disposto funerali in forma strettamente privata. Infatti la salma è stata trasportata dalla morgue dell'ospedale Reggino direttamente al cimitero di Sinopoli. Qui si è celebrata una funzione religiosa alla presenza dei congiunti più prossimi. Ricordiamo che il provvedimento del questore si fonda sulla norma antimafia che impedisce celebrazioni di funerali pubblici per soggetti considerati organici o vicini all''ndrangheta, e questo lo si fa per evitare che i funerali possano diventare occasione per commettere azioni di rappresaglia, intimidazioni o altro atto illegale. A proposito della sanità, i sindaci della Locride sono scesi in piazza per protestare, chiedono soluzioni agli atavici problemi dell'ospedale calabrese. Chiediamo giustizia per i morti e per i vivi, dice il sindaco. Davanti al Palazzo di Giustizia di Locri la protesta dei sindaci del territorio chiedono soluzioni per l'ospedale e per la sanità della Locride. Dopo 7 anni ancora oggi non c'è nessun concorso per primario, sottolineano, nessun intervento strutturale nonostante un finanziamento di 15 milioni di euro, nessuna assunzione a tempo indeterminato, reparti in sofferenza per mancanza di personale, 20 decessi per presunti casi di malasanità e il soccorso non funzionante nelle ore notturne. Ancora denunciano i primi cittadini, 118 in perenne difficoltà per mancanza di uomini e mezzi e verifiche Covid non autorizzate malgrado la presenza di un laboratorio analisi ospedaliero. In prima linea il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, che da anni invoca una sanità funzionante. Chiediamo giustizia per i morti e per i vivi, sottolinea. E si rinnova un grido d'allarme e un grido di dolore nei confronti della politica, perché lo abbiamo sempre detto, le responsabilità sono tutte politiche su questa pessima gestione a tutti i livelli. Chiediamo oggi di invertire questa rotta, come dicevo prima, di riguardare il territorio, di darci delle risposte. Alla Procura
al Palazzo di Giustizia, siamo qui oggi per questo motivo, chiediamo però di individuare i responsabili di questo scempio, perché non è possibile perpetrare dei danni, degli atti criminali nei confronti della collettività e rimanere impuniti, non è accettabile. Questo è quello che vogliamo e quindi chiediamo risposte dalla magistratura, chiediamo soluzioni dalla politica. Noi da anni che siamo qui a protestare, tutti i sindaci, i sindacati, i cittadini, continueremo a farlo. E mentre la barca della sanità calabrese imbarca acqua, per non dire altro, il commissario Saverio Cotticelli dopo 2 anni decide e annuncia di dare le dimissioni. Vediamo. Dopo 2 anni di lavoro non ci sto a diventare il capro espiatorio di situazioni a me non adebitabili. Adesso basta, siamo arrivati al punto di non ritorno. Lo ha detto il commissario per la sanità della Regione Calabria Saverio Cotticelli, annunciando le sue dimissioni e quelle della sua vice Maria Crocco. Lunedì a Roma Cotticelli incontrerà il ministro della Salute Roberto Speranza per formalizzare la decisione, ma anche per dire la sua verità sullo stato del settore in Calabria. Gli illustrerò un quadro gravissimo, ha detto Cotticelli, che definisce gli attacchi nei confronti della struttura commissariale intollerabili e frutto di menti raffinate. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, inducendo Cotticelli alle dimissioni, è stata l'ultima seduta del tavolo interministeriale che vigila sulla situazione economica del comparto. Ed è invece mistero sul cadavere in avanzato stato di decomposizione rinvenuto nelle campagne di Roggiano Gravina. A fare la macabra scoperta, un taglialegna. Indagano sul caso i carabinieri. È stato un taglialegna che stava raccogliendo materiale da ardere a scoprire il cadavere di un uomo in un'area boschiva. Il corpo, nascosto dalla vegetazione, era in avanzato stato di decomposizione. Si trovava in località Cerreto di Roggiano Gravina, nel Cosentino, e probabilmente si trovava lì da molto tempo. Il taglialegna, dopo il macabro ritrovamento, ha allertato i carabinieri di San Marco Argentano. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118. Al momento è mistero sulle cause della morte e sull'identità dell'uomo. Dell'accaduto è stata informata la Procura di Cosenza, che ha avviato le indagini. Andiamo a Siderno adesso, dove a novembre si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale. Si voterà il 22 e il 23 novembre a Siderno per il rinnovo del Consiglio Comunale dopo lo scioglimento per infiltrazione mafiosa della precedente amministrazione guidata dall'ex senatore della Repubblica Piero Fuda. E proprio su Piero Fuda si sta incentrando l'attenzione degli osservatori e della stampa in queste settimane. In una conferenza stampa l'ex parlamentare ha chiarito che effettivamente la sua situazione potrebbe portare alla possibilità di una discesa in campo. Se così sarà lo vedremo entro pochissimi giorni. Non ci sarebbero dunque le condizioni di incandidabilità. Il dubbio tuttavia ancora resta tra le forze politiche che dovrebbero sostenerlo, una parte del centro-sinistra, visto che il Partito Democratico correrà da solo o forse con l'ausilio di una nuova lista civica. Certamente l'argomento elezioni amministrative di Siderno è un argomento centrale in tutto il circondario, proprio per il ruolo di leader che la città ionica ha. Chiaramente ci saranno i competitor. Il primo sembra essere il professor Mimmo Barranca, candidato del centrodestra. Poi ci sarà una lista civica, anzi più liste civiche guidate dall'avvocato Tonino Cutugno, che si presenta come competitor, che vuole dire la sua. Ci sono anche altri movimenti, in modo particolare un movimento che fa riferimento ad una generazione molto giovanile, quella dei trentenni, che vorrebbe proporre nuove idee per una governabilità diversa di questa città, che è stata una piccola capitale del turismo e da qualche anno vive problemi davvero seri. Presentata nella Sala Verde della cittadella regionale a Catanzaro la 10ª edizione di Io non rischio, campagna di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile che si svolgerà su tutto il territorio nazionale domenica prossima. Si chiama Io non rischio ed è la 10ª edizione della campagna di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile in caso di terremoti e alluvioni, in programma domani 11 ottobre, una manifestazione che nell'era digitale potrà essere seguita anche sui social. Troveranno innanzitutto la spiegazione dei comportamenti da adottare prima, durante e dopo un evento, che può essere il terremoto o un'alluvione. Inoltre troveranno sicuramente delle testimonianze, delle interviste fatte ai sindaci, ai tecnici comunali, piuttosto che dei soccorritori, come succede a Soverato, o a chi c'era durante la tragedia delle Giare,
attraverso un palinsesto come se fosse un vero e proprio canale televisivo. In più poi dalle 17:30 in poi ci sarà la diretta dell'arrivo del capo dipartimento a Soverato, faremo un'unica piazza insomma sostanzialmente in modo tale da diffondere il più possibile questo evento che per noi è importante. È stata scelta Soverato come piazza simbolo dove arriverà anche il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. A Borrelli chiederemo che la Protezione Civile stia vicino alle amministrazioni comunali, perché le amministrazioni comunali, grazie anche all'apporto delle associazioni che sono sul territorio, vivono questi momenti durante anche la notte, questi momenti calamitosi, e molte volte si sentono soli. Alla conferenza stampa di presentazione dell'atteso appuntamento che si è svolta alla cittadella regionale, presente anche il dirigente della Protezione Civile Fortunato Varone, che ha parlato anche della riorganizzazione dell'organismo da lui guidato. La Protezione Civile è in una fase di riorganizzazione, è passata con 3 settori, abbiamo un nuovo dirigente, quindi stiamo cercando di organizzarla in maniera tale da renderla più strutturale, quindi più strutturale vuol dire più vicina ai cittadini, più vicina ai comuni, più vicina alle istituzioni. Adesso Camera di Commercio di Cosenza, 3 giornate Internet Governance Forum Italia 2020. Si è concluso con grande successo Internet Governance Forum Italia 2020, 3 giornate intense in cui la Camera di Commercio di Cosenza è stata protagonista indiscussa. Saluto l'amico Klaus Algeri, il quale oggi ha realizzato una cosa importante, ha trasformato la Calabria nella capitale digitale del paese, e questo è un elemento molto importante. Molte volte il consenso si raggiunge con i risultati e con il lavoro. Noi ci abbiamo lavorato tantissimo, quindi io ringrazio tutto il Comitato della Programmazione, in modo particolare anche che ne faceva parte il nostro segretario generale Erminio Giorno, che nella chiusura ha partecipato a portare tutti i dati al Forum Mondiale, quindi in realtà Cosenza già sta in questi ruoli. È uscito fuori anche dalla politica, quindi dai vari ministri, che deve essere regolarizzato in qualche modo IGF in un determinato modo, quindi non ci sarà più, a quando ci hanno fatto capire, un IGF che è un evento all'anno, ma ci sarà un IGF che porterà i risultati durante l'anno, quindi un IGF sempre presente con vari temi, con vari tavoli, e poi porteranno i risultati a fine anno. Il forum, che ha scelto Cosenza come capitale digitale del dibattito nazionale, attraverso tavoli tecnici e interventi di esperti e istituzioni del governo nazionale, ha messo in rete piccole e medie imprese, istituzioni, scuole e università per fare il punto della situazione sull'evoluzione e i vantaggi di Internet nell'era digitale del post-Covid, dimostrando come il bene immateriale sia essenziale per lo sviluppo individuale, sociale ed economico. La sostenibilità deve guidare la circolarità, deve guidare i nuovi trend di sviluppo economico, in particolare per il Sud, in particolare per la nostra regione. Dobbiamo essere bravi a mettere insieme nuove forme di turismo sostenibile, destagionalizzato, amico dell'ambiente, che sappia far convivere da una parte la crescita di nuovi servizi che valorizzano il nostro patrimonio paesaggistico, artistico, storico, culturale, enogastronomico, e dall'altra parte che le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione possano innervare a livello globale questa offerta. C'è e si vede l'azione salvifica del web. Tutti vogliono fare corsi in via telematica. Si è compreso che non basta una formazione in aula per cercare di offrire quanti più strumenti ai ragazzi, anche ai meno giovani, per avere poi delle armi spuntate nella sfida globale. Quindi l'università telematica oggi non è più vista con sospetto, anzi ben si sposa con le esigenze e le necessità proprio di questo periodo di crisi economica, sociale e sanitaria. E adesso i vincitori del Premio per la Cultura Mediterranea Fondazione Carical. Il Teatro Rendano di Cosenza ha ospitato la cerimonia di premiazione della 14ª edizione del Premio per la Cultura Mediterranea Fondazione Carical. Il tema di quest'anno è stato la solidarietà, declinato anche attraverso emozionanti momenti di intrattenimento. Abbiamo scelto personalità di grande rilievo, opere di forte contenuto e di anche sicura attualità. Abbiamo scelto come al solito un tema che faccia da guida, da filo conduttore della serata, e quest'anno è la solidarietà. La solidarietà che è un tema complesso, noi daremo soltanto qualche spunto di riflessione,
visti i tempi ristretti che dobbiamo pure rispettare, ma ci riserviamo come fondazione di organizzare un grosso convegno appena possibile proprio su questo tema che è tornato di grande attualità anche grazie a Papa Francesco, che ha appena firmato ad Assisi la terza enciclica Tutti fratelli, dove c'è il tema della giustizia sociale, il tema della fratellanza, il tema della solidarietà, nella quale si riassumono tutti questi grandi valori che sono etici, sono sociali, sono politici, sono culturali. 6 le sezioni premiate e 7 i vincitori. Per la sezione Società Civile Giustino Fortunato, Abubakar Soumaoro per il suo impegno nella difesa dei diritti civili. Per la sezione Scienze dell'Uomo, Luigi De Franco, Egidio Ivetic, docente di Storia del Mediterraneo presso l'Università di Pavia. Per la sezione narrativa Saverio Strati, Ernesto Ferrero, saggista e scrittore. Per la sezione Cultura dell'Informazione, il giornalista e scrittore Andrea Purgatori. Per la sezione Premio Speciale della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, Nuccio Ordine, docente Unical, e Pasquale Critone, dirigente scolastico Basilicata. Per la sezione Traduzione, Anna Maria Lorusso, docente di Filosofia e Teoria dei Linguaggi. Per l'emergenza Covid-19 e il conseguente lockdown con chiusura delle scuole non è stato attribuito il premio per la sezione Narrativa Giovani. A Castrovillari adesso per la Primavera dei Teatri. La seconda giornata del Festival Primavera dei Teatri, 21ª edizione, ideato e diretto da Scena Verticale, in corso di svolgimento a Castrovillari, ha visto in scena l'ultima creazione della Compagnia Leone per il Teatro 2018 Anagor, Mefistofeles. Uno spettacolo che noi riteniamo attratto e trattenuto dal recinto del teatro, ma in realtà è uno spettacolo senza attori. Un viaggio per immagini, scritto, diretto e montato da Simone De Rai, in cui i video inediti raccolti in 8 anni di ricerche trovano nuova composizione nella forma di concerto con il live set elettronico di Mauro Martinuz. Si tratta di una raccolta per immagini che ci ha visto entrare in luoghi di sofferenza, dalle case di cura per gli anziani agli allevamenti intensivi, ai macelli, che ci ha portato e condotto in molti luoghi del mondo, non solo l'Italia ma anche la Grecia, l'Iran, l'India, in una ricerca tesa a osservare il nostro rapporto con la tecnica e come confidiamo nella tecnica per il nostro legittimo desiderio di progresso, ma quello che otteniamo molto spesso è caos e dolore. Come sono state abbinate le musiche con le immagini? A volte la musica ha ispirato il montaggio che Simone ha usato e il tipo di immagine che ha scelto. In altri capitoli ho ricevuto delle immagini che ho poi iniziato ad analizzare, studiare e ricavandoci della musica successivamente. Ha toccato diversi argomenti, tutti naturalmente strettamente connessi al Cosenza Calcio, l'intervista rilasciata dal presidente Eugenio Guarascio in diretta ad Anteprima Sport, trasmissione condotta da Anna Franchino. Sentiamo alcuni passaggi di questa intervista. Acquisti, conferme e obiettivi per il futuro. Il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, chiacchiera con i cronisti intervenendo ad Anteprima Sport, ripercorrendo gli ultimi mesi, la conquistata salvezza, il calciomercato e l'avvio di una nuova stagione ancora in Serie B. Occhiuzzi il nostro miglior acquisto, dice Guarascio, che si lascia andare ad affermazioni anche sul DS Trinchera. Occhiuzzi è un prodotto nostro del Cosenza. Noi siamo insieme da oltre 7 anni con Occhiuzzi, conoscevamo le sue doti, conoscevamo il suo impegno e la sua grande, attaccamento al Cosenza, ragion per cui oggi mi sento di dire che Occhiuzzi è veramente il più bel acquisto che il Cosenza abbia potuto fare in quest'ultimo periodo. Quando i rapporti sono veri è chiaro che ci possono essere anche
delle incomprensioni o delle fibrillazioni, però posso dirvi che tutto quello, ma ripeto, l'abbiamo superato egregiamente, proprio perché il rapporto, come dicevo prima, è un rapporto dove sia la società ma lui stesso ci tiene tanto al Cosenza, ci tiene tanto e lo dimostra anche con quello che è l'impegno e la consapevolezza e la responsabilità che si sente addosso quando va a individuare o quando va a fare le trattative. L'occasione è fare il punto sul mercato, ma non solo, anche parlare dei prossimi e attesi appuntamenti come la presentazione delle nuove casacche e la conferma di alcuni sponsor. Tra mercoledì e giovedì, forse più mercoledì, dovremmo fare, ma più che una presentazione dovremmo fare una sorta di incontro per presentare la squadra e poi per dire appunto anche per la questione della maglia. Poi il patron ci svela il suo ambizioso progetto di ampliare l'idea di calcio oltre i confini nazionali. Il mio sogno è quello di fare una scuola calcio nei paesi, diciamo, in Africa, per esempio il mio sogno è quello di fare una scuola calcio in Camerun. Speriamo che il Cosenza riesca a fare questo, perché io credo che ormai il calcio si deve anche far carico non solo del territorio dove vivi, ma anche di andare oltre. E questo sarebbe un sogno che, se ci riusciamo, diventerà veramente qualcosa di una grande soddisfazione per tutti noi. Adesso le previsioni del tempo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria, weekend caratterizzato da tempo stabile in attesa di un deciso peggioramento che avrà inizio nella notte tra domenica e lunedì. Domani cielo velato su tutto il territorio, temperature senza grandi variazioni di rilievo. Passiamo a mari e venti, domani mari calmi, tutti i bacini con brezze deboli. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.